E allora eccoci rientrati in studio. Allora, vi dicevo prima della pubblicità, siamo stati all'Università di Padova, che dunque è stata scelta come capofila di questa cordata, questo gruppo di... È anche la più antica, e quindi assieme a Venezia Ca' Foscari, a Verona, lo IUAV, ma anche l'Università di Trento, di Bolzano, quella di Udine, Trieste, poi la SISA, Scuola Internazionale di Studi Superiori del capoluogo giuliano, hanno siglato un accordo, diciamo un po' anticipando quello che potrebbe essere una macro regione, in questo caso una macro regione universitaria, per lavorare assieme. Abbiamo incontrato il professor Fabrizio Dugherio, prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese. Con lui abbiamo parlato appunto di competence center e se queste potranno rappresentare, questi centri di competenza, anche un'attrattiva per chi magari è all'estero per rientrare in Italia. Ascoltiamo. I competence center sono dei luoghi legati soprattutto alle università dove si farà ricerca in collaborazione appunto tra l'università e le imprese su tematiche specifiche che riguardano l'industria 4.0. Noi qui a Padova faremo da capofila ad una aggregazione, chiamiamola così, ad un insieme di tutte le università del Triveneto, quindi ci saranno le 4 università del Veneto più 3 università, compresa la scuola SISSA del Friuli e le 2 università del Trentino, proprio per mettere a sistema tutte le ricerche che vengono svolte in queste università e per rendere maggiormente disponibili queste ricerche presso le aziende che vorranno fare ricerca e innovazione in questo importante settore per i prossimi anni. Quello che c'è in più è che ci siamo aggregati proprio per rendere un servizio maggiore alle imprese del nostro territorio, perché soltanto facendo una squadra così ampia riusciamo a coprire molte delle tematiche che verranno affrontate da questa appunto industria 4.0. Per l'Università di Padova è una grande responsabilità perché noi dovremo fare da capofila, ma è anche un riconoscimento delle competenze che in questa università ci sono, a partire dall'ingegneria ma anche dalle scienze di base, perché l'industria 4.0 non si basa soltanto sulla tecnologia ma anche su alcune delle scienze di base, e quindi riconoscere in questa sede competenze che saranno sicuramente fondamentali per lo sviluppo del progetto. Anche i competence center possono diventare dei driver importanti per attrarre i cervelli che sono già fuggiti, perché non è del tutto negativo il fatto che alcuni dei nostri laureati o altri cervelli vadano fuori a fare un'esperienza, è negativo il fatto che poi non ritornino, questo è un po' l'aspetto negativo. Ma dicevo appunto i competence center possono anche essere visti proprio con l'idea di fare un qualche cosa, l'innovazione, la ricerca, che sia in grado di attrarre questi cervelli che sono usciti dal nostro territorio, ma anche e soprattutto per attrarre dei nuovi talenti che magari adesso si trovano all'estero, quindi stranieri, che possono venire in Italia a lavorare in questo settore. L'innovazione è un driver importantissimo per attrarre i giovani, quindi bisogna lavorare sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche della ricerca, perché sono queste le tematiche e i driver che possono mantenere qui i cervelli. Grazie. Allora, Jonathan Morello Ritter, questa collaborazione c'è tra l'università e le imprese? L'innovazione è veramente la soluzione, la panacea per dare slancio, oppure ci vuole qualcos'altro? È uno di quegli obiettivi a cui bisogna puntare, e uno sicuramente importante, e bisogna studiare attorno a questo qual è la metodologia per arrivare ad avere aziende innovative, aziende che sono l'eccellenza, portare questo come obiettivo. Quando si parla di macroregione si parla di metodo, cercare di capire come organizzarsi, ma bisogna organizzarsi quando sia ben chiaro dove si vuole andare. Questo è quello che tentavo di dire prima. Quindi può essere sicuramente un'ottima strada, non lo so, non spetta a me dirlo, ma prima bisogna capire che per organizzarsi, per capire come organizzarsi, bisogna capire per fare cosa. L'innovazione è importantissima, è fondamentale, e per la ricerca e lo sviluppo ci sono già contributi anche con la legge di stabilità del precedente anno, che ha previsto di poter portare a credito d'imposta il 50% del costo delle attività di ricerca e sviluppo.
tutte cose purtroppo, tutte sovvenzioni e contributi che sono ai più sconosciuti, e questo è un grave e gravissimo peccato, perché ce n'è tanti di contributi, purtroppo sono molto dispersivi, nel senso che è difficile accedervi, è difficile conoscerli ancora prima e metterli a sistema, quindi renderli realmente sinergici all'interno delle nostre aziende. E ripeto, comunque bene che vengano questi accentratori di conoscenza, queste fiere della conoscenza, diciamo, dove poter arrivare e chiedere servizi di massima qualità. Bisogna capire se le nostre imprese sono pronte, perché ribadisco, la dimensione delle nostre imprese, soprattutto in Veneto, è davvero piccola per poter fare innovazione. Non che l'imprenditore non faccia già ricerca e innovazione, perché tutti i giorni mette mano alle macchine, cerca di modificare, cerca di rendere la propria attività assolutamente migliore giorno dopo giorno. C'è una rete produttiva, diciamo, di impresa che forse non è in grado di, come dire, di accogliere questi laureati, ad esempio quando prima parlavamo di persone che se ne vanno e quant'altro. Noi abbiamo ancora, forse magari c'è bisogno di figure meno... Abbiamo aziende che sono ancora a livello padronale e non manageriale. Quindi abbiamo grandi, per fortuna, anche grandi padroni, nel senso grandi proprietari d'azienda che sono in se stesse l'azienda, e che spesso, diciamo, verticalizzano e sotto di sé hanno tutta la base che comandano direttamente. Poche figure quindi apicali che fanno parte poi di quel risultato che vorrebbe dare la ricerca e l'istruzione all'università d'oggi, quei famosi manager che possono portare sia a livello gestionale che di competenze che di conoscenze quel salto che l'impresa può fare per essere innovativa oggi. Certo. Prima di dare la parola a Bruno Cesaro, vorrei che la regia proponesse una grafica, no, non lo voglio zittire, no, Cesaro, ma ci mancherebbe altro, ma va bene così. Anzi, così intanto accumula idee. No, ma non serve, no, sono se già la regia saturo. gentilmente riesce a proporci una grafica relativa all'esodo degli italiani verso l'estero. Abbiamo parlato all'inizio di questa migrazione, 107.529 in totale le persone che nel 2015 sono uscite dall'Italia, hanno lasciato l'Italia, un più 6,2% rispetto al 2014. Già il 2014 era stato un anno particolarmente, quasi un anno record, anche quello per come esodo. La cosa che colpisce di più è da dove emigrano le persone. Emigrano dalla Lombardia 20.000, il Veneto 10.374, e oggi all'università mi dicevano che buona parte di questi sono persone laureate, e poi troviamo la Sicilia con 9.823. I luoghi dove si vanno, le nazioni: Germania, Regno Unito e Svizzera. Queste sono diciamo, le mete preferite per trovare lavoro, magari fare un master, piuttosto che la fascia di età diciamo, che comprende i giovani rappresenta il 36,7% di questi 107.000, quindi diciamo che 35.000-37.000 giovani se ne sono andati tra i 18 e i 34 anni, sono usciti dall'Italia. Come si diceva prima quando sentivamo il professor Dugherio, la cosa non sarebbe tanto negativa se questi poi facessero ritorno, invece tanti poi restano all'estero, così come gli italiani all'estero sono aumentati ancora. È importante che stiano all'estero, che mantengono un collegamento con l'Italia. Allora, la cosa importante è quello che dicevano i veneziani. C'era un intero quartiere a Costantinopoli che era dei veneziani e facevano il business per Venezia, e Venezia faceva il business con mezzo mondo. Impariamo dal passato. Seconda cosa, attenzione, Google, Apple e tutto il resto è stata fatta da una persona, ma questo non avrebbe mai fatto un passo di più di quello che si era inventato se alle spalle non trovava la finanza che lo sosteneva e riusciva a creare il mondo più ricco e più efficiente e dominante
oggi esistente, perché avere in mano questi mezzi vuol dire dominare il mondo. Se io e quanti hanno tentato di fare queste start-up, queste aziende nuove, quanti sono stati? Ma saranno stati migliaia. Ma uno ha vinto e ha cambiato il mondo. La stessa cosa va pensata per la macro regione. Se noi creiamo un centro di studi a Venezia, e Venezia si presta in questo senso, perché è una città che è naturalmente incline a mantenere un certo tipo di rapporto, è adatta alla ricerca e soprattutto una ricerca su un settore che non è inquinante. Ecco che cosa, se abbiamo la finanza che sostiene, ma è chiaro che se io dico vado da Padova a Bassano ed è un disastro, ed è vero che è un disastro, perché quello che vediamo è solo il 10%, bisogna andare poi in giro per le campagne a vedere le altre aziende sparse sul territorio, che livello hanno raggiunto di povertà e di impossibilità di procedere, perché non battiamo più moneta. Venezia era ricca perché batteva moneta e decideva lei quanto valeva quella moneta. Io portavo lì 8 grammi di oro e mi restituiva il 30% di meno se lo tratteneva, però il ducato d'oro valeva quello che si diceva. E perché l'Italia, giustamente come hanno citato prima, 1970 vince per la 4ª volta il premio come la valuta più stabile, la lira, la valuta più stabile al mondo. Ma perché? Perché batteva moneta, perché c'era un sistema. Poi sono nate le regioni sono sacrosante, è la politica che ha sbagliato nella gestione delle regioni. Bisogna fare un distinguo. Allora bisogna dire ai nostri padri costituenti delle regioni, quando le hanno avute in mano, le hanno distrutte. E allora dagli errori degli altri bisogna anche cercare di rimediare, perché sennò se ci piangiamo addosso non andiamo da nessuna parte. La finanza abbiamo bisogno, delle teste abbiamo bisogno, poi se i giovani vanno in Tanganyika piuttosto che in America, deve restare questa voglia di tornare o questa voglia di mantenere il collegamento, perché è da qui che nasce l'idea della macro regione. Bisogna mantenere la qualità. Cesare, bravo. Questa è la cosa importante. Io conosco uno dei 106.000 che sono andati via. Proprio oggi ho conosciuto uno dei 106.000 che è andato via, è andato in America, è andato a Los Angeles, ha aperto un pastificio, Pasta Sister, ne sta aprendo un altro a San Francisco, ed oggi era tornato a Padova, lui è di Padova, per andare a Torino a comprare delle macchine per fare la pasta e portarle lì. Questo crea un indotto anche in Italia. Questo vuol dire che comunque andare all'estero non vuol dire aver perso la risorsa. Se noi manteniamo la qualità, l'innovazione, la tecnologia e un alto profilo qua in Italia, abbiamo semplicemente lì dei procacciatori da fare all'estero per l'Italia. D'accordo? Questo è il fatto. Allora puntiamo a questo, è importante, questo è fondamentale come concetto. Attenzione a interpretare bene i numeri, quelli che vediamo, perché non sono tutti cervelli in fuga, sono delle risorse che stanno andando a far vedere, soprattutto perché è gente di qualità che sta andando via, far vedere che l'Italia vale. Quando le aziende assumono un italiano che vale, che è competente, che è capace, che va agli apici di quelle aziende, è sicuramente sinonimo di vanto per noi. Bruno Cesaro, vedo che scuote la testa. Perché mi pare guardi, ma senza, ovviamente senza nessun tipo di acrimonia nei vostri confronti, però mi pare che stiate scendendo da Marte, da Giove, cioè è un po' diversa la faccenda, cioè quelli che vanno all'estero perché sono costretti ad andare all'estero, perché c'è un'università in Germania, mi pare sia l'università di Kassel, che da sola ha dei fondi per la ricerca che sono pari all'80% di tutti i fondi della ricerca italiani, una sola università in Germania. Allora è inutile che parliamo, con tutto il rispetto, ma del nulla, di aria fritta, ma fritta anche male, con olio con cui friggiamo da decenni. Io quando sento questi
fior di professori che pontificano su tutto, e li sento da 20 anni, avvocato, dire le stesse cose, è che 20 anni fa avevano la decenza di dirle in italiano, adesso le dicono in inglese, quando questi professori hanno, e voi lo sapete, l'obbligo di didattica frontale di 120 ore all'anno. A me viene l'orticaria. Questo è vero, Gottardo, e lo sai che è vero. 120 ore un professore ordinario dell'università dell'MIT le fa in un mese, non in un anno. Questa è l'università italiana. Poi ci riempiono la bocca di termini anglosassoni, non sanno neanche cosa vogliono dire. I driver, ma cos'è il driver? Cos'è il driver? Mi dite cos'è il driver? Lei, avvocato, che è un cultore della venezianità, il driver, il competence center, la industria 4.0, ma 4.0 di cosa? La nostra industria è 0, non 4. È 0, questa è la realtà, Gottardo, questa è la realtà. I nostri giovani vanno all'estero, ci sarà anche il pastiere, come non so come si dice, uno che fa la pasta, ecco, che va a Los Angeles piuttosto che a Palo Alto, a San Francisco ad aprire un pastificio, ma il 99% sono italiani che qui non trovano lavoro, che non hanno soddisfazione, ingegneri che verrebbero impiegati al McDonald's a 400 euro al mese a lavorare 6 ore al giorno. Questa è la realtà, o con i voucher. E noi esportiamo 110.000 cervelli, più o meno, qualche zucca vuota, benissimo, e importiamo 150.000 africani. E questa è la sostituzione, è questo il dramma. Tutto il resto, concedetemi, non c'entra nulla. La macro regione va benissimo, professor Case, ma le ricordo che la Danimarca, con gli stessi abitanti che ha il Veneto, più o meno, fa un prodotto interno lordo che è doppio del Veneto, e l'anno scorso ha aumentato il prodotto interno lordo del 2,5%, del 3%, senza avere petrolio, senza avere infrastrutture, avendo solamente della gente che sa mantenere quelli che sono i tesori. La miniera d'oro che citava Tullio Trivellato nel suo prologo. La miniera d'oro sono le nostre teste. Se le nostre teste vanno al via, perché qui non c'è più nulla da fare, noi perdiamo tutto. Anzi, non ci piangiamo addosso, ma io glielo dico, abbiamo già perso tutto. E come l'Araba Fenice dobbiamo distruggere tutto per cercare di ritrovare qualcosa di nuovo. No, io la vedo così, cioè, è un manicheismo insito nel mio modo di vedere le cose, cioè non possiamo più riequilibrare questa situazione, bisogna distruggere quello che è rimasto, quel poco che è rimasto, per cercare di rifondare, di far riemergere dagli abissi qualcosa di nuovo, perché non c'è più nulla da risistemare in questo paese, con tutto il rispetto, putrefatto. Amen. Gottardo. Adesso iniziamo ad avere anche i telespettatori, che ce ne sono parecchi che si sono volevo solo dire 2 o 3 cose velocemente. Intanto io condivido quello che ha detto il rappresentante qua dei giovani dell'API, dei giovani imprenditori dell'API, nel senso che io non vedo niente di male che ci sono dei giovani che vadano all'estero, purché mantengono questo collegamento, può essere una ricchezza. Cioè, non è questo che mi meraviglia. Mi preoccupa un'altra cosa, o anzi 2 cose. Primo, quanti sono la capacità attrattiva che abbiamo noi. Vanno all'estero in questi paesi perché quei paesi sono attrattivi per loro. Anche noi siamo attrattivi. Ma non è mica così. Sì. Quanti sono i giovani che vengono qui e che considerano l'Università di Padova attrattiva, o il sistema economico italiano attrattivo? Dal Ghana ne arrivano migliaia ogni giorno a 35 euro l'uno, ma vuoi mettere, Gottardo? Siamo a cavallo. Ho capito. Quelli non vengono qui perché sono attrattive le nostre fabbriche, sono attrattive il nostro welfare state. Vengono qui per usare il welfare. Non vengono qui per la specializzazione. Quindi il problema vero è, primo, perché noi non siamo un paese attrattivo. Ecco, questo è come la Germania, vanno in Svizzera, vanno in Germania, vanno in America. Secondo, cari amici professori dell'Università di Padova e delle altre università del Triveneto, siete pronti a recepire indietro quei cervelli che vanno all'estero, che fanno carriera e sono disposti a tornare a Padova? Io in quest'anno, non ho ancora terminato, da me sono venuti 4 casi. Guardate, uno specializzato e lavora in una grande università francese in matematica.
uno ad Oxford lavora, e questo in matematica del comune di Padova, uno lavora ad Oxford sulla intelligenza artificiale, Università di Oxford in Inghilterra, comune di Conserve. Un'altra comune di Maserà Bertipaglia, specializzata in medicina, che sono un ragazzo laureato e adesso fa ricerca in la più grande università della California in architettura, disponibilissimi, cercano di tornare, non riescono a tornare. Perché? Dove sta il tappo? Perché se vai nelle università, i capi bastone degli istituti universitari mettono i loro personali allievi anche se sono teste di cetriolo. C'è una chiusura al vertice di molti istituti universitari che quando aprono per fare qualche posticino in più nella ricerca, hanno ciascuno il suo. Incredibile, parli di baroni universitari. Bravo, ciascuno il suo. Allora io mi chiedo, una roba di 2 anni fa proprio. Vedi Cesaro, non solo perché questi parlano in inglese ma si comportano in catanese. Perché quando la mobilità viene a senso unico, perché quando vogliono tornare indietro, questi si tornano, i vari baroni, ma io vi posso citare, certo. 4 casi sono venuti da me, in 8 mesi. Allora, qui dico, il sistema paese è dentro questo flusso positivo? No, perché queste che io ho conosciuto sono vere eccellenze che tornerebbero ma che invece non riescono. La chiusura sta qui e pensano che basta parlare in inglese o in americano per dire no, certo che vanno via. Per di più poi, sai, casa, qui vanno via anche i miei coetanei, vanno via anche i vecchi, vanno via anche i pensionati. Non è possibile che un paese come il nostro vadano via i giovani, vadano via anche i nonni. Certo, abbiamo visto i giovani erano il 35-36%. Abbiamo il signor Italo. Faccio una domanda a Gottardo, scusami, non sarebbe utile un autogoverno? Punto. Sì. Io sono con te, sono per la grande regione. Ho un telespettatore in linea, vorrei farlo intervenire brevemente e dopo ti do la parola. Possiamo cambiare qualcosa? Dai, sentiamo. No, un attimo solo, il signor Italo che è in attesa, facciamolo parlare. Buonasera Italo. Buonasera dottor Trivellato, complimenti per le sue trasmissioni, io vi seguo sempre, interessantissima anche quella di questa sera. Prego. Mi rifaccio agli italiani, principalmente i giovani che se ne vanno via, ma guardi che, prima di fare alcune considerazioni, guardi che ci sono molti anziani che siccome abbiamo delle leggi demenziali in Italia, se ne vanno a vivere all'estero perché l'INPS, questa baracca putrida, va bene, versa il lordo allo Stato straniero dove il pensionato va a vivere. Sto parlando di centinaia di migliaia di persone che vanno a vivere in Tunisia, in Portogallo, in Spagna, nelle varie isole dentro il Mediterraneo e fuori del Mediterraneo, i quali privano le finanze italiane perché viene loro versata la pressione al lordo. Non so se mi spiego. Comunque, per quanto riguarda il fenomeno dei giovani che se ne vanno via, intanto vorrei dire, ci sono delle aberrazioni, mi consenta, l'atteggiamento delle organizzazioni internazionali, finanziarie non escluse, che considerano nulla l'Italia. Naturalmente l'Italia, tutta Italia, non merita assolutamente rispetto e quindi è aberrante anche il modo con cui si fa la politica in Italia, perché tutte le manifestazioni, le organizzazioni politiche e ideologiche, a queste non interessa nulla del suddito italiano. Io ho sentito soltanto il signor Bruno Cesaro che è interessato al benessere o meglio al malessere dei cittadini italiani, chiamiamoli così, ma guardi che è inconcepibile anche l'atteggiamento della classe imprenditoriale italiana, perché la classe imprenditoriale italiana non ha ancora capito che deve essere classe dirigente di questo paese, non soltanto classe imprenditoriale, ma molti se ne vanno via, fuggono, se ne vanno all'estero e si lasciano qui nel macchione totale. Non parliamo poi dei sindacati, perché ricordiamo che il primo sindacato che è nato è stata la CGIL, che aveva come obiettivo la conquista da parte dell'ex Unione Sovietica del territorio italiano. Mi pare quindi, e chiudo e la ringrazio, naturale che molti se ne vogliono andare via, ma non preoccupiamoci perché sono assolutamente ultimamente sostituiti
da tutte queste persone di varie etnie, va bene, che sono degli ottimi turisti e degli ottimi magari malavitosi in vacanza a spese degli indigeni, non certamente politici. La ringrazio. Grazie signor Italo. Grazie signor Italo. Adesso ascoltiamo anche la signora Michela. Buonasera signora Michela. Buonasera. Prego. Volevo intervenire la settimana scorsa, vi ho lasciato anche in un lungo messaggio, spero l'abbiate ascoltato con degli spunti molto interessanti. Questa sera è interessantissima la vostra trasmissione e ognuno dei vostri ospiti ha un pezzo di ragione e allora ve ne dico alcune. Io dico all'avvocato com'è possibile che la sovranità dei veneti sia messa sotto i piedi da un referendum per un'autonomia che è stato declassato, se non erro c'erano 4 o 5 punti e adesso dovremo andare al referendum con un unico punto che non dice nulla. E questa è la prima domanda. Poi mi veniva spontaneo, siccome state parlando di alte tecnologie e quant'altro, chiedo se qualcuno di voi è esperto, come mai noi in Veneto il TG3 del Veneto non l'abbiamo in HD. L'HD dovrebbe essere quel sistema all'avanguardia che permette di non avere quell'effetto mosaico ogni qualvolta ci sia un qualche problema di temporale o quant'altro. Come mai noi in Veneto, visto che siamo tanto all'avanguardia, non possiamo permetterci neanche il TG3 del Veneto, ripeto, il TG3 del Veneto che dura 5 minuti in HD? Io facendo zapping, se vado sul 503, quando c'è l'ora del TG3 del Veneto, mi compare il TG3 della Campania, il TG3 della Lombardia e il TG3 del Lazio. E mi faccio 4 grosse risate vedendo e mettendo a confronto le notizie che danno in quei TG e nel nostro TG, quel nostro TG che parla quasi sempre di clandestini, di migranti e di poco altro, visto e considerato che, se non erro, avete detto anche voi che nel 2015 sono emigrati dal Veneto oltre 10.000 abitanti veneti, sì, e abbiamo importato circa altrettanti dagli altri paesi dell'Africa e dell'Asia che non serviranno mai a nulla. Signora Michela, perché siamo razzisti, perché non servono, perché il territorio veneto è finito. E non parlatemi di ancora di strade, perché io a vedere il Veneto ridotto a striscioline con l'asfalto che ci passa in mezzo non ci sto. Benissimo. Questo non è il Veneto. Bene. Il Veneto deve essere raggruppato nei suoi centri di ricerca, di fabbriche e quant'altro, e il resto deve rimanere libero, non catramato, non catramato. Benissimo. Grazie. Signora Michela, grazie a lei. Adesso le rispondiamo. Adesso inizia l'avvocato Cacciavillani. Allora, la signora Michela sollevava questa questione del referendum che dice è stato... No, la signora Michela si riferiva al contenuto della legge numero 15 che ho difeso io in Corte Costituzionale, la quale prevedeva 4 elementi, 4 punti, tra cui quello che le tasse pagate, le imposte statali pagate in Veneto rimanessero in Veneto. Questione che non si può certo risolvere con una leggina regionale, ma che coinvolge tutta una revisione dell'intera impostazione tributaria che la singola regione non può certo fare. E mi sono battuto. Posso parlare in mia prima persona, ero io a difendere su quell'ultimo punto che diceva un po' di maggiore autonomia, incontrando, e questo dobbiamo dircelo, fare l'autoaccusa, l'autoconfessione. Quell'articolo 2 che pare che sia stato scoperto da me davanti alla Corte Costituzionale c'era dal 1971, ma noi non l'avete mai sentito invocare dal Consiglio regionale quando approvava leggi in cui dicesse: signori, dato che noi è l'unico sulle 15 regioni a statuto ordinario che abbiamo in Italia, è l'unica regione che ha un accenno al popolo regionale, l'unica.
anche se il consigliere della Corte non lo gradiva proprio. Ma possibile che il legislatore regionale non si sia mai accorto di questa unicità? Io mi sono battuto davanti alla Corte dicendo: signori, confiniamo con 2 regioni speciali, 3 anzi, le 2 province, vabbè, certo. due quasi 3, ma anche noi siamo parzialmente speciali, perché abbiamo quella possibilità che solo il nostro statuto ci dà di autogoverno sulla base delle tradizioni storiche e culturali. L'avessimo mai invocata in Consiglio regionale questa peculiarità veneta che ci dava una possibilità in più, qualcosa in più? Abbiamo dovuto batterci davanti alla Corte, quel consigliere che mi ha interrotto, veramente deve avere la riconoscenza del popolo veneto, perché ha consentito che la Corte si soffermasse particolarmente su questa bestialità veneta, di non essersi mai accorto della sua identità statutaria, ed è passata. Ma dobbiamo fare veramente batterci il petto, certo, perché non ci siamo il mea culpa, perché non ci eravamo mai accorti di questo diritto all'autogoverno, l'unica delle 15 regioni che avesse questa peculiarità. Dopodiché io vorrei uscire da questa sera, uscisse la carta della TV7, perché di fronte a tanti giovani che partono, e sia Gottardo sia Cesaro, continuate a sottolineare l'importanza dell'attaccamento al paese d'origine. Io lancio questa idea questa sera, non so se la vostra TV la voglia prendere come propria. Facciamo la festa del rimpatrio. Insomma, Stra ha un cittadino che dovrete darmi atto, un oriundo che dovete darmi atto, ha una certa nomea in campo europeo, certo Mario Draghi, che è di Stra, sposato a Stra. A un certo punto dico: è possibile che non si possa, la festa della Repubblica, la festa del comune di Stra? Ecco, abbiamo 3 o 4 ragazzi che insegnano in università straniere, la festa del rimpatrio. Questa è la vostra terra, giusto per un'ombretta. Hai che fare, chiamarla festa del rimpatrio, magari noi penseremmo che per rimpatriare tutta la gente che arriva qui con i barconi. A me è venuta in mente quella roba lì, un altro rimpatrio, un'altra roba. Un altro discorso che non c'entra niente. No, ma legarsi alla terra natia è un valore, non c'è dubbio che è un valore. Ma c'è già qualcosa del genere. C'è la festa, per esempio, dei bellunesi nel mondo. Dovremmo allargarla. Strano fa parte però scusi, quella legge di cui lei parlava del 1971 è lo statuto regionale, lo statuto della ma regione, che è stato modificato adesso, no? È stato approvato dal Parlamento nazionale. Sì, ma ce n'è un altro rifatto 3 anni. Ma l'ha rifatto con la stessa dicitura, sul punto, perfetto. Sul punto è rimasta. Come è nata quella dicitura? A Morosin lo sa, gliel'ha detto a Morosin. Come è nata quella dicitura? È uscita dalla penna di un certo Benvenuti Feliciano Benvenuti, l'ha messa per scritto. No, professore, è stata legittimata e data dignità di legge dal grande amico professore Feliciano Benvenuti, ma è stato frutto di una battaglia culturale e politica che è partita da Padova. Perché si è fermata? Non ha continuato. Perché è interessante. Non certo, che voglio rendere il comando del certo professor Nello Beghi, che lo fa passare prima dentro la DC con grande fatica, e poi con l'opposizione dell'allora PC, che non amava la parola popolo ma quella classe, la parola di classe, e sono riusciti a metterla nello statuto. Era un mio professore di liceo, ma io ci credo. Per cui io allora, come direbbe Cesaro, avevo i pantaloni corti, sì. Ma seguivo questa battaglia interessante, che è unico tra tutti gli statuti delle 20 delle 19 regioni più quelle le altre aggiunte, le 14, le 15 a statuto normale. Dove è passato? Ma è stato frutto di una consapevole battaglia
politica esimio da cui Gottardo, erano assenti certe posso farle una domanda retorica con due T, anzi retorica che si può dire. Prego. Ma mi scusi, ma tutta sta battaglia veemente, questo pugnar di spade, ma alla fine a cosa è servito? Se non ad accademia pura ma a cosa è servito? A che l'avvocato Cacciavillani in una sua avventura in quel di Roma citasse questo articolo 2 della legge del 1971 e tutti caddero come corpi morti dal pero a dire ostrega, ma c'era sta roba. Ma dai Gottardo, posso dirvi, sembra che voi da Marte siate giunti e stiate cadendo precipitevolissime. La consapevolezza di essere un popolo implica. Ma che consapevolezza di cosa? Che sono passati 44 anni e nessuno sapeva che c'era sta roba qua. Ma che cavolo di battaglia? Era una battaglia navale che avete fatto, perché non è servita a nulla se non ad occupare il tempo e le carte, gli incartamenti e la saggezza giurisprudenziale dell'avvocato Cacciavillani, che lui solo pares inter pares sapeva di questa cosa. Dai Gottardo, ma stiamo parlando del nulla, come i professori universitari che dicono no, il driver, noi abbiamo il driver. Ma driver dei cosa di essere un popolo e della propria identità. Vi siete dimenticati per 44 anni Gottardo l'avete pugnata nel senso di battagliata sta legge, e non vi ricordate neanche di averla fatta, ma è mostruoso se non fosse ridicolo. È mostruoso se non fosse. E me la ricordo. La dimenticanza. La ricordi cosa? La dimenticanza ci crea la sordità. Dai Gottardo, ma mi viene da ridere se non fosse da piangere, dai. È stata una battaglia non solo culturale, ma politica, che la dobbiamo ripetere. E c'è stata una tendenza. Per cui passeranno altri 44 anni a fare. Ma dai Gottardo, ma siamo io a parlare che volevano togliere questo, anche il mio amico Brunetta, perché diceva che il popolo è una concessione etnica e voleva spiegare no, è un dato politico di identità. Ma vedi che è accademia Gottardo, ma è sofismo sto qua, ma è accademia. Ma cosa è servita sta battaglia? Mi perdoni se le ripeto, ma cosa è servita sta battaglia? Che nessuno sapeva che c'era sto articolo Gottardo, ma fate le battaglie su cosa? Ma su cosa? Ma potevate andare a vedere un film con Rich Fenech che già era meglio, che faceva più bene. Se me lo lasci parlare, tu sei fermo e poi parlo più. No, ma hai parlato la nostalgia del concetto dell'autonomia nazionale, che purtroppo con Mussolini è finita. Adesso ci sono le autonomie dell'identità dei popoli e delle città che vanno difese anche per difenderci dagli eccessi della globalizzazione, che ci darebbe ancora sudditi della grande finanza. Lì ribadire nuovi livelli di autonomia e di essere popolo, nel nostro caso Triveneto, è una forza di promulsione non solo della libertà ma anche della competizione economica e finanziaria a livello internazionale. Sono le 22:40, dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo e abbiamo ancora 20 minuti per discutere. Tra poco. Bisogna che te lanci la festa del rimpatrio.